Un colloquio in un momento particolare tra Salvini e Alberto Stefani, commissario del partito in Veneto. L'arrivo del nuovo DPCM con la Lega nel governo Draghi e le elezioni amministrative in alcuni comuni veneti quest'anno e nel 2022 in due capoluoghi di provincia importanti come Padova e Verona. Abbiamo cercato di individuare un percorso politico che ponga la Lega come forza trainante del centrodestra, individuando delle figure anche all'interno delle liste capaci di garantire alla Lega la posizione di essere il primo partito in Veneto e il primo partito in Italia anche a livello amministrativo. Quindi i due candidati, in questo caso dei due capoluoghi, potrebbero anche non essere della Lega? I candidati sono decisi sui tavoli nazionali, noi però dobbiamo lavorare affinché la Lega come partito sia la forza trainante di questa coalizione. La Lega al governo cosa ha chiesto e ottenuto come rimedi all'entrata in vigore del nuovo DPCM? Noi l'abbiamo messa assolutamente sul tavolo questa proposta di indennizzare fin da subito le categorie in difficoltà, tra l'altro modificando quello che era il parametro di riferimento. Fino all'ultimo decreto in questione si indennizzavano le perdite di aprile 2019 su aprile 2020, noi abbiamo chiesto invece che venga valutato l'intero anno. Inoltre abbiamo superato il problema legato ai codici Ateco che escludevano alcune categorie dall'accesso agli indennizi e ai finanziamenti. Sta crescendo nella base della Lega, dice Stefani, il gradimento per Mario Draghi, un fatto forse impensabile fino a qualche settimana fa. Una delle conseguenze di questo è che una dozzina di sindaci di comuni veneti di medie dimensioni provenienti da realtà civiche avrebbero chiesto di entrare nella Lega. Certi finora sono Roberta Nesto di Cavallino Treporti, Venezia, e Marcello Marchiori di Casale di Scodosia nel Padovano.